Il copione ormai è tristemente noto, la trappola psicologica spietata tesa ai danni dei più fragili. È successo a Udine con i carabinieri che hanno interrotto l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di una donna di 83 anni, arrestando in flagranza di reato un uomo di 59 di origini campane. Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo con una telefonata. Dall'altra parte del filo una voce ferma, autoritaria, si presenta come un maresciallo dell'arma. Il messaggio è drammatico: sua figlia ha appena investito un pedone, rischia l'arresto. Per evitarle il carcere, spiega il finto militare, serve una cauzione immediata. La truffa è orchestrata con precisione millimetrica perché mentre il marito della vittima viene convinto con l'inganno a recarsi in caserma per presunti chiarimenti, l'anziana resta sola in casa, in preda al panico. È in quel momento che entra in scena il complice. Presentatosi alla porta come l'incaricato per il ritiro dei valori, l'uomo riesce a farsi consegnare tutto ciò che la donna ha sotto mano: 300 euro in contanti e diversi monili in oro per un valore stimato di circa 10.000 euro. Ma i truffatori non avevano fatto i conti con l'incessante attività di prevenzione messa sul territorio, con i militari della sezione operativa di Udine che stavano monitorando la zona proprio per contrastare questo tipo di reati e hanno notato movimenti sospetti. Il malvivente è stato bloccato e perquisito appena fuori dall'abitazione con il bottino ancora addosso. L'intera rifurtiva è stata immediatamente restituita alla donna, comprensibilmente scossa ma sollevata per l'esito positivo della situazione. Per l'uomo invece si sono aperte le porte della casa circondariale di Udine, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.